Che loro vedranno. Nell'immaginario di una buona parte di ragazzi del XXI secolo, il teatro è un bel posto dove uomini in fracche e donne con abiti lunghi e sigarette col bocchino ascoltano ore interminabili di musica classica o battute in rime incomprensibili. Questo è proprio quello che Fabrizio Catalano, regista nonché nipote di Leonardo Sciascia, cerca di rovesciare con l'adattamento teatrale di uno dei romanzi più rappresentativi del nonno, Il giorno della civetta. A questo proposito il regista, il produttore e gli attori sono stati ospiti al liceo socio-psicopedagogico Politi di Agrigento. L'appuntamento è stato moderato da Massimo Muglia, direttore generale della Fondazione Pirandello. Un'iniziativa che ritengo abbia avuto grande successo. Pensate che sono 400 giovani che quest'anno per la prima volta attraverso questo progetto dedicato, questo abbonamento dedicato, vengono a teatro a vedere tutte le opere che noi rappresentiamo, opere di livello nazionale che aiutano i giovani ad avere un contatto diretto con quella cultura che sono abituati a studiare a scuola. Il giorno della civetta tratta il fenomeno mafioso in varie sfaccettature, tentando di ricostruire i pilastri della società dell'epoca in chiave romanzata. La contemporaneità dell'opera risalente al 1961 desta più di una riflessione, come analizza il regista dell'adattamento Fabrizio Catalano. Purtroppo il messaggio del giorno della civetta è dolorosamente attuale. La mafia certamente non è più quella dell'inizio degli anni 60 quando il romanzo è uscito, quindi di più di 50 anni fa. Però la mafia è ancora viva, non è più un fenomeno soltanto siciliano, anzi possiamo ben dire che in Sicilia, in Italia, nel mondo la mafia si fonde sempre più nell'alta finanza e nella corruzione della politica. L'adattamento è affidato a Gaetano Aronica, attore agrigentino già impegnato al cinema in cult come Malena o Baharia. Dicevo io sempre rileggere Sciascia con la sensibilità di oggi, pensandolo come un film, come se fosse un film di Tarantino. Noi siamo persone teatranti ma anche cinematografari, veniamo e lavoriamo per un grande pubblico, soprattutto per i giovani, per cui quando in Sicilia, ad Agrigento, che è la mia città, si crea una situazione del genere, con i giovani tutti contenti di partecipare all'evento, noi siamo felici perché lavoriamo assolutamente per il futuro, per cui viva Agrigento, viva Sciascia e viva soprattutto la cultura che ce n'è bisogno. Una serie di iniziative volte quindi a sovvertire quei parametri diffusi nell'immaginario delle giovani generazioni, specie riguardanti il teatro. Un'impresa che nonostante qualsiasi proposito risulta oggettivamente impegnativa. Il tentativo di gettare le basi ce lo illustra la professoressa del liceo Politi, Lea Bono. Noi oggi realizziamo un obiettivo importantissimo che è quello che ci vede impegnati a consentire ai nostri allievi di essere educati al teatro. Questo è il motivo fondamentale dell'incontro di oggi che praticamente prevede per i nostri allievi un pacchetto di 5 spettacoli, cioè la possibilità di poter partecipare nell'arco di quest'anno e speriamo anche dei prossimi anni in una rappresentazione teatrale che possa essere continuativa nell'arco del tempo del loro percorso formativo e che li possa proprio guidare verso l'amore per il teatro.